Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. L'ex fidanzato della donna uccisa ieri sera, unitamente al suo nuovo compagno all'interno di una tabaccheria a Davoli nel Catanzarese, è stato rintracciato e portato in caserma dai carabinieri. Chiarito il giallo della morte di una donna a Scalea precipitata giù da un balcone, i carabinieri hanno fermato il compagno di lei. Muore un bimbo a Bovalino, è caduto dal trattore guidato dal padre. Il Cosenza vince a Venezia e si tira fuori dalla zona play-out. Il Crotone sconfitto a Benevento, in Serie C vola il Catanzaro, frena il Rende e la Regina si aggiudica il derby. Qual è l'aggettivo che meglio descrive il Natale 2018? Lo abbiamo chiesto ai nostri telespettatori attraverso la nostra pagina Facebook. Ebbene, ciò che è emerso è un insieme di aspettative deluse, preoccupazione per il futuro, ma anche di speranza. E così il Natale inutile, insipido, sordo, nuovo, anonimo, nullo, ripido, sereno, salvinoso, pensierino, enigmatico, antistorico, caldo, strano, passeggero, invecchiato, abominevole, inevitabile, senz'anima, nostalgico, evolutivo, buono, falso, opaco, bambinesco, brutto, meraviglioso, tradizionale, isterico, carissimo, avvertito, falso, apodittico, macronico, trepidante, immaginario, silente, vuoto, morto, fantasmagorico, preoccupato, stiracchiato, estroverso, malinconico, speranzoso, povero, melenso, medievale, indifferente, pensieroso, disarmante, luminoso, egoista, barbaro, lacerato, gattopardesco, solito, abitudinario, desolato, spaventoso, miracoloso, gioioso, ipocrita, solidale, nero, triste, illuminato, insensato, incapace, abortito, solidale, innovativo, contraddittorio, giulivo, magico, austero, mistificato, marasmatico, kafkiano, scintillante, anonimo, frenetico, unico, nostalgico, polemico, innocente, precario, social, illudente, seccante, altalenante, insulso, sudicio, grandioso, invisibile, discolo, opportunista, coccoloso, trafficato, mortificante, energetico, ambiguo, manipolato, disorientante, buono, faticoso, bugiardo, orribile, frenetico, santo, silenzioso, apparente, miracoloso, attivo, surreale, distratto, evanescente, emarginato, insicuro, retorico, contraddittorio, consumistico. E comunque la pensiate, buon Natale a tutti voi. Ben ritrovati, la nostra cartolina di Natale costruita grazie alla collaborazione di tutti voi telespettatori ci ha aiutato a riempire di senso e a vedere il Natale a 360 gradi. Di certo questa vigilia è carica soprattutto di cronaca. Cominciamo da Davoli, dove i carabinieri hanno rintracciato questa mattina l'ex convivente di Francesca Petrolini,
Petrolini, la donna di 53 anni uccisa ieri insieme al nuovo compagno Rocco Bava di 43 nella tabaccheria a Davoli di proprietà di lei. Si tratta di un 67enne cognato della donna. Dopo essere rimasta vedova, Francesca Petrolini aveva allacciato una relazione con il fratello del marito. L'uomo era a casa di un amico, è stato portato in caserma per l'interrogatorio. L'uomo non accettava la fine della relazione. Vediamo. Erano in questa tabaccheria a Davoli Superiore Francesca Petrolini, 53 anni, proprietaria dell'esercizio commerciale, e il suo compagno Rocco Bava, di 43 anni. Avevano intrecciato una relazione sentimentale da poco tempo, circa 2 mesi, una relazione che forse qualcuno non accettava. Lui era separato, senza figli, lei aveva alle spalle una storia d'amore finita. A 2 giorni dal Natale un killer è entrato nella tabaccheria armato di un fucile e di una pistola calibro 7,65. Ha sparato prima contro la donna, raggiunta da 2 colpi al torace e uno alla testa. Poi ha rivolto la pistola contro l'uomo. Rocco Bava è stato ferito mortalmente all'interno della tabaccheria. Si è trascinato fuori, ma è morto prima dell'arrivo dei sanitari. L'assassino, portato a termine la sua missione di morte, si è allontanato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Soberato e del comando provinciale di Catanzaro, che in queste ore stanno interrogando parenti, amici e conoscenti delle 2 vittime. L'uomo viveva a Simbario, nel Vibonese, dove gestiva un autolavaggio. Quella sera aveva raggiunto la donna nel piccolo centro della costa ionica catanzarese. Probabilmente volevano trascorrere insieme le festività natalizie, ma qualcuno li ha uccisi a bruciapelo, senza pietà. Perché? Al vaglio degli inquirenti la vita privata dei 2. Secondo quanto si è appreso, la donna in passato sarebbe stata più volte minacciata dal suo ex, che non accettava la fine della loro relazione, minacce che la stessa aveva denunciato. L'uomo è stato rintracciato dai carabinieri a casa di un amico ed è stato portato in caserma per essere interrogato. Potrebbe trattarsi di un delitto passionale? Questa sarebbe una delle ipotesi investigative, anche se da parte degli inquirenti c'è al momento il massimo riservo. Le indagini vanno avanti per dare un nome e un volto all'assassino. Ancora cronaca, ancora sangue, questa volta a Scalea, siamo nel Cosentino. Non sarebbe stato suicidio quello della donna di 36 anni trovata nel cortile di un palazzo proprio a Scalea. I carabinieri hanno fermato un giovane domenicano, compagno della donna. Vediamo. C'è un fermo per la morte della donna domenicana precipitata dal 4º piano di un palazzo a Scalea, centro dell'Alto Tirreno Cosentino. Si tratta di un 26enne, compagno della donna, anche lui domenicano. I carabinieri giunti sul posto avevano sin da subito escluso il suicidio o la caduta accidentale. Le indagini coordinate dal PM Maurizio De Franchis hanno infatti consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti del giovane. I 2 vivevano in un appartamento al 3º piano dello stabile, in una zona residenziale abitata da molti stranieri vicino alla stazione ferroviaria. Ieri mattina ad accorgersi del corpo senza vita della donna nel cortile del palazzo era stata una vicina di casa, che ha subito allertato i carabinieri della compagnia di Scalea. Gli inquirenti, da una prima verifica sul luogo del ritrovamento, hanno accertato che la donna non sarebbe precipitata dal 3º piano dove abitava, ma da un piano superiore. Il compagno della donna è stato ascoltato dai carabinieri per diverse ore e questa mattina è stato emesso il provvedimento di fermo. Alla base dell'omicidio potrebbe esserci una lite, al culmine della quale l'uomo avrebbe spinto giù la compagna. Il 26enne è stato portato in carcere a Paola, mentre sono ancora in corso le indagini per definire tutti gli aspetti della vicenda. E sarà una vigilia di Natale davvero listata a lutto in una famiglia di Bovalino. La tragedia questa mattina: un bimbo di 7 anni è caduto dal trattore guidato dal padre, purtroppo ha perso la vita. Vediamo. Un bambino di 7 anni è morto dopo essere caduto dal trattore guidato dal padre. L'incidente è avvenuto alla periferia di Bovalino, nel Reggino. L'uomo aveva portato il bambino con sé ed era andato a raccogliere della legna in un terreno di sua proprietà. L'incidente è avvenuto mentre i 2 stavano tornando a casa. Ai sanitari del 118 non è rimasto che constatare la morte del piccolo, sul posto i carabinieri.
Il Tribunale di Vibo Valentia ha condannato a 2 anni e 6 mesi di reclusione Antonio Catania, attuale presidente della Camera di Commercio, per tentata estorsione aggravata dalla modalità mafiosa. Condannato anche il fratello Luca, assolto invece il terzo fratello Michele Catania. La direzione distrettuale antimafia aveva chiesto la condanna per tutti gli imputati a 3 anni di reclusione. 4 quintali di fuochi d'artificio sono stati sequestrati a Cosenza nel corso di controlli predisposti per il contrasto al commercio illecito di fuochi d'artificio in occasione delle festività natalizie. I militari hanno anche denunciato in stato di libertà 2 coniugi 47enni cosentini per commercio abusivo di materie esplodenti. Un cittadino di nazionalità georgiana è rimasto ferito gravemente, ma non sarebbe in pericolo di vita dopo essere stato aggredito da una tigre del circo di Lidia Togni, attualmente a Reggio Calabria. Immediatamente soccorso dai dipendenti del circo, il ferito è stato trasportato al pronto soccorso degli ospedali riuniti. Le sue condizioni sono stazionarie. A Catanzaro adesso perché è stato distrutto dalle fiamme un capannone adibito a deposito cartaceo, lambita dalle fiamme anche una struttura, un'attività adiacente. Vediamo. Distrutto da un incendio nella notte un capannone adibito a deposito di materiale cartaceo a Catanzaro, ingenti danni. Una parte della copertura del tetto a causa del rogo ha ceduto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale della città capoluogo e del distaccamento aeroportuale di Lamezia Terme. Presenti anche squadre e mezzi provenienti da Sellia Marina, Taverna e Girifalco. I vigili del fuoco hanno lavorato ininterrottamente per evitare il propagarsi delle fiamme, che comunque hanno lambito anche un'altra area del capannone, all'interno della quale sono ospitate un'autocarrozzeria con centro revisioni e autonoleggio. Messi in sicurezza gli automezzi, in corso accertamenti per verificare la causa del rogo, anche se al momento nessuna causa viene esclusa. Alleggeriamo il tono, la magia del presepe di questa vigilia, di queste feste. Ve la proponiamo a Pietrafitta nel Cosentino. Tradizione e attualità in questo presepe degli amici del presepe. Vediamo. Un presepe non è mai solo un presepe, bisogna guardarlo con la lentezza perduta, fermarsi, ammirarne bellezza, prospettiva, profondità. A Pietrafitta, nel convento di Sant'Antonio, gli amici del presepe hanno voluto raccontare della terra che da amica diventa nemica sotto la pioggia incessante, delle frane che travolgono case e persone, di quel dissesto idrogeologico che è emergenza calabrese e italiana. L'attualità che irrompe nel paesaggio, cambiandone i colori, i pastori immersi nel fango, le abitazioni quasi in pericolo. Al centro resta la grotta, il cuore del mondo, la famiglia di Nazareth, il bimbo che nasce, la vita che si rigenera, la speranza. A colpire sono i particolari, bisogna regalarsi del tempo per comprendere la cura nell'allestimento di questo presepe che è tradizionale ma nuovo, diverso eppure fedele nel tempo. Per la 20ª edizione il convento resterà aperto ai visitatori fino al 6 gennaio dalle 15:30 alle 19. Nel silenzio della chiesa, nel piccolo borgo alle porte di Cosenza, c'è un piccolo scrigno che racchiude l'arte e per chi sa guardare con altri occhi la consapevolezza della ribellione della natura violata che chiede rispetto. L'ampia pagina sportiva, cominciamo con la Serie B, il Cosenza vince a Venezia e si tira fuori dalla zona play-out, il Crotone sconfitto a Benevento, vediamo. Sarà un Natale più sereno per il Cosenza, con 3 punti in più e ulteriori certezze sul proprio valore, sicuramente superiore a quello fotografato da una classifica figlia di incidenti di percorso e troppi episodi sfortunati. A 90 minuti dal termine del girone d'andata per i rossoblù, che riposeranno nel turno di Capodanno, c'è un minimo margine con la zona play-out e una gara da sfruttare per difenderlo e incrementarlo. A Venezia, l'11 di Braglia ha tamponato l'avvio brillante dei padroni di casa, sciorinato il solito bel calcio, creato situazioni e occasioni e mostrato quella personalità che il tecnico aveva evidenziato in conferenza stampa prepartita.
Solo la sfortuna ha impedito ai lupi di concretizzare il predominio assoluto che ha caratterizzato il primo tempo al Penso. La conclusione di Mirko Bruccini, ad esempio, finita sulla traversa, avrebbe meritato miglior sorte. E dopo il tentativo di Gennaro Tutino, in sintonia con Garritano, sfilato di poco al lato, il Cosenza ha chiuso la frazione con il doppio palo di Riccardo Maniero. All'attaccante, l'Oscar della Iella, per Walter Zenga un doppio sospiro di sollievo e un'ulteriore chance per cambiare l'assetto della sua squadra, riuscendo in parte a limitare i danni. La gara si è fatta più equilibrata, il Venezia ha alzato il baricentro, impegnando la difesa rossoblù, sempre concentrata, ma esponendosi al contropiede silano, un'arma letale. Lo spunto di Baez ha servito a Tommaso D'Orazio l'assist per gol vittoria, un blitz meritatissimo per i lupi, il secondo dopo l'acuto di Crotone, una prestazione che è il miglior biglietto da visita per la sfida con la Salernitana. Abbiamo fatto una buona gara, abbiamo fatto secondo me un ottimo primo tempo. Secondo tempo Walter ha cambiato tutto, parlo di Zenga, si sono messi 3-5-2, la partita è diventata anche più difficile per noi perché poi nel frattempo non riuscivamo più a palleggiare come si faceva prima e chiaramente poi il Venezia non è che è un'ultima arrivata di questo campionato, anzi, perciò ci hanno messo anche loro in difficoltà. Siamo stati bravi a ribaltare un'azione, abbiamo trovato il gol con D'Orazio, però penso che la partita ce la siamo meritati nel primo tempo e un pochino meno nel secondo, onestamente. Il Crotone non scaccia dalla crisi, anzi si complica ancora di più la vita perdendo punti e terreno anche a Benevento. Da Stroppa a Oddo poco è cambiato, i rossoblù si trovano invischiati in una zona di classifica ben lontana da programmi e desideri, una situazione difficile da gestire, è diventata ormai cronica. I rossoblù si sono incupiti strada facendo, hanno perso certezza e autostima, tutto gira storto e basta un niente per far crollare ogni proposito di riscatto. A Benevento la solita gara dei pitagorici, qualche spunto e tante sbavature, quelle che invitano a nozze avversari scaltri come Insigne e Coda, mattatori insieme a buon aiuto del match. Siamo stati surclassati da una squadra che oggi aveva peso specifico nettamente superiore sia in termini di forza, di tutto, quindi meglio non commentare la partita di stasera e in questi momenti è meglio lasciarsela alle spalle e guardare avanti perché la nostra in questo momento è una situazione delicata. È ovvio che il vero Crotone non è quello di stasera, perché insomma noi abbiamo fuori giocatori estremamente importanti e che sicuramente hanno le qualità per poter cambiare anche il volto della squadra sia dal punto di vista tecnico che soprattutto mentale. In Serie C vola il Catanzaro, frena il Rende, la Regina si aggiudica il derby, vediamo. Con 31 punti in 16 gare, la classifica sorride al Catanzaro. La Juve Stabia è lontana, ma il ritmo dei giallorossi è soddisfacente ormai da diverso tempo. Gara quasi a senso unico con il Siracusa e vantaggio meritato siglato da Giannone, bravo a ribadire in rete di testa la respinta corta di Messina sulla conclusione alla distanza di Dursi. Il raddoppio è merito di Fischnaller che conclude nel migliore dei modi un'azione corale battendo per la seconda volta il portiere siciliano. Concede il bis l'attaccante giallorosso nella ripresa, rendendo meno utile il gol messo a segno per gli Aritusei da Tiscione. La squadra sta crescendo, stanno crescendo individualmente, l'avevo detto prima. È un gruppo che ha qualità, però dobbiamo imparare anche a leggere le situazioni in gara. A volte siamo stati frenetici, a volte poco altruisti, a volte leziosi. E in generale negli ultimi 20 minuti poco pratici, però io non è che voglio cercare il pelo nell'uovo, in mezzo a tutte queste cose qua ci abbiamo messo tante cose buone. Un buon primo tempo non basta alla Vibonese per uscire indenne dal Granillo. La squadra di Orlandi gioca bene e impegna i padroni di casa che devono resistere agli assalti di Bubas. Poi, dopo un breve blackout, si accende la luce per gli Amaranto che trovano il vantaggio sul calcio di rigore concesso per il contatto contestato tra Scaccabarozzi e Franchini. San Domenico trasforma dal dischetto, anche il raddoppio è opera del fantasista che ruba palla sulla tre quarti e batte ancora Mengoni. Non mi stancherò mai di dire grazie a questi ragazzi perché ci mettono l'anima coi pregi e i difetti che hanno e questi li avranno sempre, non è che spariscono
da un giorno all'altro, speriamo di limitarli, questo di sicuro, però questi ragazzi anche oggi hanno dimostrato una voglia, un attaccamento, che se ne dica, a questa maglia, a questa società grande, a questi tifosi aggiungerei, che credo che sia una cosa molto importante. I ragazzi sapevano che comunque fossero andate le cose, oggi si sarebbe giocato, ci siamo preparati comunque, chiaramente cercando di tenere la mente libera da tutto quello che è successo, e vi assicuro che non è stato facile. La partita ritengo che l'avevamo preparata bene, poi quando perdi l'opportunità di andare in vantaggio, abbiamo avuto 2 ottime occasioni con Taorino, e quindi nel momento in cui ti va male può succedere che alla lunga questo discorso lo puoi anche pagare, e così è stato. La Viterbese mette paura a rende, passando in vantaggio sul calcio di rigore concesso a inizio secondo tempo per l'intervento di Borsellini su Baldassin. Dal dischetto Pacilli porta in vantaggio gli ospiti. A ristabilire le distanze ci pensa Rossini, gran stacco di testa sul calcio di punizione di Godano e palla in rete per l'1-1. Penso che oggi non eravamo come lo stesso contro il Trapani. Penso che l'atteggiamento non mi è piaciuto, però poi la squadra sì, ha giocato tanto, ha creato tanto, però c'era poca cattiveria nella finalizzazione, e quindi sì, siamo stati bravi poi dopo a recuperare l'unico tiro in porta, penso che abbiano fatto loro tutta la gara. Purtroppo però ci dobbiamo abituare che tante squadre si abbassano tanto e dobbiamo essere bravi nell'ultimo passaggio. Forse sono troppo ripetitivo, però succede spesso e volentieri che ci vengono a mancare dei punti perché non siamo stati bravi magari nell'ultimo passaggio o nella stoccata finale. E chiudiamo con le previsioni del tempo. Per l'imminente Natale è previsto un cambio di circolazione sul Mediterraneo centrale. Le correnti finora occidentali, moderatamente umide e miti, verranno sostituite da un flusso di aria fredda che colpirà in pieno anche la Calabria, proprio tra il giorno di Natale e quello di Santo Stefano. Assisteremo quindi ad un sensibile calo delle temperature, specie tra il Cosentino e il Crotonese, più esposti alle correnti fredde balcaniche. Molto probabile anche una veloce imbiancata sui rilievi del Pollino e della Sila nella notte di Natale. Per domani, Natale, la notte assisteremo al passaggio di un debole fronte freddo instabile da nord, che apporterà locali piogge, specie sui versanti nord-orientali della regione, settore cosentino e alto crotonese. A causa del contemporaneo abbassamento delle temperature, potrebbero verificarsi nevicate tra deboli e moderate sul Pollino e sulla Sila, sopra i 1200-1300 metri. Durante la giornata assisteremo ad un rapido miglioramento, sempre a partire dal nord della regione, coadiuvato dall'intensificazione dei venti di tramontana. Temperatura in diminuzione più sensibile sui versanti ionici ed interni del Cosentino e del Crotonese. Passiamo ora al comportamento di mari e venti. Domani venti ovunque tra moderati e forti da tramontana, con mari generalmente molto mossi ovunque. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. È tutto, grazie per essere stati con noi, grazie regia a Michele Cava, in messa in onda a Giuseppe Costanzo. Da parte di tutti noi, dalla nostra redazione, dalla nostra struttura, vi auguriamo un felice Natale. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.